L'arte aiuta a capire cosa c'è dopo la morte perché l'arte è espressione di ciò che abita il cuore dell'uomo e di conseguenza non può non parlare del nascere, del morire, del soffrire, non può non parlare del senso più profondo del destino. Riflessioni di una serata nella chiesa di San Pio X a Treviso, dove con occhi laici ma fede cristiana, oltre un centinaio di persone, raccolte da Don Adelino Bortoluzzi, hanno cercato risposte per la scomparsa di un familiare, di una persona amata, in un percorso ispirato dalla morte improvvisa di Don Davide Schiavon, direttore della Caritas trevigiana, che in questa chiesa veniva spesso a celebrare messe. E padre Andrea, profondo conoscitore dell'arte e dell'animo umano, ha condotto questo viaggio nella bellezza di quadri, statue e bassorilievi, dimostrazione di come il talento di pittori e scultori vada oltre il tangibile. Credo che fossero animati da una profondità di fede inesauribile e inaccessibile e quello che lo porta a tradurre in immagini questi testi e soprattutto a combinarli insieme, a intrecciarli, credo che sia un'esperienza di fede. Certamente dietro c'erano teologi, questo è inevitabile, ma come siano giunti come nel Battistero di Parma, a raggiungere questa bellezza del messaggio resta ancora oggi un mistero. E il messaggio della vita oltre la vita sta per ognuno nella gratuità e nella responsabilità del percorso terreno. È un messaggio di libertà. Da un lato tu sei chiamato ad assumere la responsabilità nei confronti del fratello, dall'altro lato devi vivere questo nella consapevolezza che la salvezza è un dono gratuito. Ed è in sintesi il potente messaggio del crocefisso, dove il Cristo si prende la responsabilità dell'umanità nel passaggio alla nuova vita che raggiunge sacrificandosi totalmente alla morte. Gratuità e responsabilità, due poli dialettici che non possono essere scavalcati e tantomeno sovrapposti, ma devono essere vissuti nel più profondo del cuore umano.